Dio clemente e misericordioso, la lode appartiene a cui l'Altissimo Re dell'universo. L'Islam, una religione di pace, uno dei nomi attribuiti all'Altissimo è la pace nel mondo. È il sogno di ognuno di noi di viverla in quotidiano. Questa pace penso che si realizza prima di tutto con un dialogo costruttivo con tutti i componenti della società e tutte anche le religioni che devono operare e devono portare avanti un percorso di dialogo costruttivo basato sul rispetto reciproco, rispetto dei sentimenti, rispetto dei valori e di tradizioni di ognuno di noi. Penso che la convivenza è possibile perché penso che quello che ci unisce è più di quello che ci divide. Penso che Dio ci ha voluto su questo progetto di chi vuole danneggiare l'immagine dell'Islam, di impedire il dialogo e la convivenza pacifica tra i musulmani e i cristiani sarà fallito, perché noi crediamo nel dialogo, crediamo nella pace, crediamo e educhiamo i nostri figli e le future generazioni alla pace e alla convivenza pacifica.